Buonasera, buonasera a tutti coloro che ci seguono purtroppo da lontano. Un po' di malinconia a queste sedie vuote, ma immaginiamo comunque il vostro calore. Un grazie, un grazie soprattutto al Centro Servizi Culturali che ci permette di onorare anche quest'anno un appuntamento importante per la città di Oristano. Qui ci stanno seguendo il direttore Marcello Marras e Antonello Carboni, regista. A fianco a me Fabiola Biddau, che è un'educatrice professionale, operatrice sociosanitaria del Centro di Salute Mentale di Oristano e forse credo non abbia proprio bisogno di presentazioni, la scrittrice Savina Dolores Massa. Io, nonostante la mascherina, sono sempre Anna Maria Capraro e stasera sostituiamo l'appuntamento di sempre con una diretta streaming. La cosa è un po' triste, ma ugualmente bella. E questo è un appuntamento al quale non potevamo assolutamente mancare. Per ben 6 anni abbiamo avuto qui al Centro Culturale l'esito scenico dei laboratori tenuti su istanza del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenza ad opera della scrittrice Savina Dolores Massa e dell'educatrice Fabiola Biddau. Abbiamo vissuto esperienze ed emozioni indimenticabili. Gli allievi ci hanno portato in viaggi quasi impossibili a rivedere per esempio la nostra città o a seguire vite immaginate e raccolte tra i viali del cimitero, oppure ad entrare tra le pieghe della vita e delle opere dei più grandi autori della letteratura mondiale. Questa volta non ci potrà essere per l'emergenza Covid esito scenico, però abbiamo un regalo da parte degli allievi molto grande, veramente tanto grande, anche ad opera della sensibilità della casa editrice per la quale scrive Savina Dolores Massa, il maestrale. È stata pubblicata, eccola, una antologia che raccoglie i 27 lavori che costituiscono l'esito di questo laboratorio di scrittura creativa. Come sapete si tratta di un laboratorio che è aperto non soltanto agli utenti del centro, ma a tutti coloro che desiderano mettersi in gioco per, per potenziare la propria creatività attraverso percorsi individuali ma condivisi di lettura, di scrittura creativa, di recupero della memoria sensoriale ed emotiva e di potenziamento anche delle proprie capacità corporee, potenziamento della propria voce, libera espressione di tutta potenzialità del proprio corpo, insomma, non è una cosa da poco e i risultati sono assolutamente straordinari. Sono assolutamente straordinari perché questa antologia è costituita da 300 pagine che scivolano via come l'acqua, come niente, in frettissima perché sono semplice di lettura molto agevole, però vi avviso, vi ritroverete molto spesso a fermarvi, a me è successo, vi ritroverete a fermarvi e a rileggere con stupore. A fermarvi sarà a volte una metafora particolarmente azzardata, oppure una particolare percezione del tempo capace di dilatarlo o di restringerlo, oppure la capacità di ottenere la sospensione dell'attimo, o ancora di sostanziare delle similitudini tra elementi diversi che sono straordinariamente reali e alle quali non avevamo pensato. Altre volte sarà un'intuizione filosofica, altre volte una sferzata ironica ad un luogo comune. Non posso e non voglio fare citazioni, non posso neanche leggere pagine perché non sarebbe giusto. Non sarebbe giusto in quanto il tempo è poco, dovrei privilegiare soltanto alcune pagine e alcune intuizioni e invece tutti, dico tutti i racconti
svelano e rivelano potenzialità letterarie che farebbero veramente invidia, anzi fanno invidia a molte pubblicazioni che circolano ufficialmente tra di noi, anche di scrittori conclamati, diciamo. Tutti i racconti, dico tutti, sono pregevoli per struttura, per voce, per forza evocativa. Io credo che Savina sia stata un'ottima insegnante perché in questo libro proprio si capisce che ogni allievo, ognuno, senza nessuna eccezione, è in grado di vedere la bellezza di ciò che guarda. Tutti hanno imparato ad interrogare le cose e a riuscire a svelare l'essenza e il mistero della vita attraverso i piccoli segreti delle cose di tutti i giorni. Non è facile arrivare all'essenza, al nocciolo della vita soltanto attraverso i gesti umili e faticosi della quotidianità. Questi ragazzi, lo vedrete anche voi, ci sono riusciti. Sono riusciti in qualcosa di fondamentale, non lo dico io, lo dice qualcuno molto più autorevole di me, lo dice Nabokov nelle lezioni di letteratura. Sono riusciti a fare di ogni ciottolo una pietra preziosa. Il tema della casa ovviamente li ha aiutati, perché la casa è diventata metafora della vita e come punto di riferimento ha permesso loro di interrogare ogni esistenza e ogni identità in fieri e in continua progressione. Ma soprattutto ha permesso a tutti, indistintamente a tutti, di mostrare un grande desiderio di gettarsi sul tavolo verde della vita, anche se naturalmente la casa quasi sempre compare come guscio, come tana, come nave in grado di salvare dal naufragio o dallo smarrimento. Ogni ragazzo, ogni allievo del corso è riuscito ad esprimere una visione interiore capace di plasmare la realtà. E questo è molto importante. Ci sono sfumature diversissime che virano verso generi diversi e sono riusciti tutti quanti a farlo attraverso piccoli dettagli sempre. Che so, basta il nome particolare di una via ed ecco che subito siamo nella favola. Oppure ci sentiamo nel romanzo di formazione o ancora in quello di avventure o ancora nel noir, nel mistero. Insomma, tra colpi di scena, piccoli misteri, gesti di ordinaria quotidianità, noi ci ritroviamo di fronte una serie grandissima di emozioni. E la sostanza di questo libro in particolare sono le emozioni che sostanziano i sentimenti e che sono alla base delle esperienze di ciascuno. Certo, quello che pomposamente i critici chiamano plot, cioè l'intreccio, è uguale per tutti. Tutti hanno ricevuto l'incarico di confrontarsi con il dono anonimo di una casa. Tutti hanno ricevuto una lettera da un postino, tutti devono recarsi da un notaio e poi ricevere nelle proprie mani una lettera con una chiave. Ma vedete che sono diversissimi, ma proprio diversissimi i ricami che poi ritroverete sul tappeto. E in particolare ogni postino che consegna la lettera, ogni notaio che ufficializza la donazione, ogni animale che condivide la vita con i protagonisti dei racconti, sono veramente personaggi degni dello sviluppo di ulteriori romanzi e a volte ci sono dei piccoli camei. Ogni studio notarile, ogni ambiente percorso e frequentato respira di una vita propria e sono sempre i dettagli a parlare. A volte è la disposizione dei faldoni negli scaffali,
altre volte è una fotografia, altre volte è la qualità del legno con cui sono costruiti i mobili, altre volte è la voluta di una cornice, però sempre ogni cosa ha il suo respiro che parla e ci racconta i misteri della vita, li illumina con voci assolutamente diverse, perché voi troverete la voce chiara che viene da una scrittura limpida, che, senza indugi, senza sbavature, senza orpelli, oppure troverete anche la scrittura che ama giocare con le parole, con, con, con la capacità e con la forza evocativa delle parole. Altre invece c'è la scrittura che emerge dalle considerazioni filosofiche, c'è quella che si rifugia nel cinismo per evitare i colpi della vita e c'è anche l'erotismo. Insomma, questa antologia vi divertirà, vi commuoverà, vi farà trascorrere un tempo sicuramente molto piacevole. Adesso ascoltiamo le voci dei ragazzi per capire come hanno affrontato questo impegno diverso, ma assolutamente importante. E seguiamo le interviste di alcuni di loro. Non è stato possibile ovviamente intervistarli tutti. Il laboratorio di Sabine mi è piaciuto subito. All'inizio non è stato molto facile, anche perché lei dava compiti e non sapevo cosa fare, quindi per questo è stato un po' difficile, ma devo ammettere che anche quando è stato fatto il racconto insieme a altri, mi sono anche divertito nel scriverli, mettendo quello che mi veniva in testa. Scrivere non è mai stato il mio, il mio meglio, cioè io ho sempre preferito leggere, ecco, che scrivere, per cui ho imparato molte cose e mi sono inserito abbastanza presto in un gruppo con alcune persone che già conoscevo, però comunque ho conosciuto altre persone e penso che come gli altri ci divertivamo nel fare l'attività. Praticamente mi ha dato la possibilità di stare insieme agli altri, di confrontarmi. Anche in casa non facevo niente, invece con questa scrittura creativa mi tenevo impegnata a scrivere, a usare il cervello. Niente, Savina è una docente molto simpatica, molto come posso dire, sa coinvolgerti nell'esperienza della scrittura, ecco. Allora, questa è stata un'esperienza per me sicuramente unica e significativa, anche perché mi ha dato l'opportunità di esprimermi, cosa che nel quotidiano avviene raramente. E colgo l'occasione per ringraziare Savina del progetto che ha presentato e che ci ha fatto presentare. La cosa che ho voluto sottolineare con il racconto che ha presentato è la gentilezza, l'importanza che ha la gentilezza nel quotidiano, soprattutto per persone che soffrono di disagi psichici, come nel mio caso. È una cosa talmente importante, la gentilezza fra le persone, che mi ha spinto a volerlo raccontare nell'elaborato. E infatti ho presentato uno scritto in cui un'anziana signora, per un gesto gentile ricevuto, decise di regalare la famosa casa, che è praticamente il punto principale degli elaborati presentati. E quindi questo è alla base del mio racconto, la gentilezza fra le persone, per i rapporti umani. Nel corso va tutto bene perché siamo tutti gentili, siamo tutti quanti comprensivi, è un buon gruppo, diciamo,
però nel quotidiano io ritrovo molte difficoltà nei rapporti umani tra le persone ed è una cosa che sicuramente rende difficoltoso affrontare giorno dopo giorno, mentre invece con questa esperienza ho avuto l'opportunità, ecco, di evadere un pochino da questa situazione di grigiore, diciamo così, e di trovare un punto di sfogo, un punto di espressione. Quindi è stata un'esperienza sicuramente molto positiva. Allora, ho iniziato a partecipare al laboratorio di Savina Dolores Massa 3 anni fa insieme ai ragazzi, agli utenti del CSM, perché mi interessava sia la scrittura sia il fatto di rapportarmi anche con le altre persone che partecipavano al corso. È un laboratorio molto creativo in cui impariamo a usare la voce, usiamo l'espressione del corpo, tiriamo fuori tutto quello che c'è dentro di noi, sia nella scrittura ma anche con altri mezzi espressivi. Quest'anno è stato molto emozionante perché siamo riusciti a fare un'antologia, nonostante ci fosse poi il Covid, tante cose che magari hanno un po' rallentato il progetto, però tutti hanno partecipato, sono dei lavori bellissimi che saranno anche una sorpresa per noi perché ancora non abbiamo visto poi il risultato finale. Siamo molto emozionati, ci sentiamo poi un gruppo, tra di noi c'è affetto, c'è proprio anche quando non parliamo, anche siamo proprio noi stessi, sempre. Siamo autentici e Savina ci ha spinto anche a questo, a essere noi stessi. Ciao a tutti, sono Vittorina, faccio parte di questo laboratorio di scrittura dal luglio del 2019 e in ordine di tempo sarei quasi una delle ultime. Inizialmente ho avuto difficoltà ad accettare perché non volevo essere, come dire, un'intrusa e sentirmi magari di troppo, invece mi sono trovata subito benissimo, ho notato che nel gruppo c'è una grande serenità, una grande voglia anche di stare insieme, di scherzare e l'imbarazzo è scomparso subito. E mi sono trovata immediatamente immersa in questo racconto lungo che si intitola La casa. Inizialmente ho avuto un po' di rifiuto perché è una casa vera, io e mio marito l'abbiamo costruita davvero e sappiamo cosa ci è costato, quindi la casa in regalo mi ha messo un po' in difficoltà, volevo rifiutarmi e poi però ci ho pensato e mi sono buttata a capofitto in questa avventura, è stato un po' come salire su un treno senza sapere dove ti porterà ed è stato un viaggio meraviglioso. Savina ci ha preso per mano e ci ha dato continui suggerimenti e provocazioni e io mi sono lasciata guidare. La stesura di questo racconto mi ha preso tantissimo per alcuni mesi. La difficoltà è stata quando ci è stato chiesto di terminare prima del tempo previsto perché non avevo considerato un finale per questo racconto e quindi mi sono dovuta un po' impegnare per trovare una conclusione degna dopo tanto lavoro. E spero che i nostri racconti piacciono a tutti coloro che li leggono e comunque ringrazio veramente tutti coloro che si sono impegnati per questo laboratorio perché è stata un'avventura meravigliosa, un viaggio nella nostra conoscenza e anche stare insieme è stato bellissimo con questi compagni sempre spiritosi che hanno scritto delle cose a volte divertenti, a volte poetiche. Ci hanno fatto emozionare, ci hanno fatto ridere e quindi veramente grazie a tutti. Bellissime queste interviste, talmente eloquenti che non ci sarebbe niente da aggiungere, però credo che sia davvero importante adesso invece ascoltare l'educatrice professionale che esercita una professione davvero difficile ma straordinaria perché si occupa di fragilità e di disagio e la fragilità è il filo rosso che attraversa tutte le età della vita, tutti i ceti sociali e veramente sostanzia la vita in generale. Siamo tutti esseri finiti che aspirano all'infinito e quindi fragilissimi. La fragilità però è
è anche qualcosa di straordinariamente bello, cioè che contiene qualcosa di straordinariamente bello. Io lo pensavo proprio mentre guardavo le interviste, mentre guardavo quegli occhi, al di là delle mascherine, nonostante le mascherine. C'è chi ha parlato di gentilezza. La fragilità è sintomo di gentilezza, di sensibilità, di attese, però quando la vita non risponde, alcuni l'hanno fatto notare, quando la vita non risponde e impedisce in qualche modo che questa sensibilità, questa gentilezza, questa empatia possano emergere, allora, allora diventa difficile, la fragilità si fa silenzio, si fa impossibilità ad esprimere se stessi e la fragilità ha bisogno di cura e di ascolto. Ecco, io vorrei chiedere a Fabiola la cura e l'ascolto in questo sono state, io credo, favorite da questo seminario al quale hai partecipato supportando le lezioni, ogni lezione e naturalmente osservando tutte le dinamiche. Che cosa dici a questo proposito? Quali sono le capacità terapeutiche anche di seminari del genere? Buonasera, io sono Fabiola. Prima però di rispondere alla domanda ci tengo a dire chi sono i protagonisti delle interviste, quindi nell'ordine il primo che ha parlato è Matteo Canzu, che è uno degli autori ovviamente dell'antologia, poi a seguire Sonia Castaglia, Ursula Ibba, Sabrina Muretu e per ultima Vittorina Capracci. Allora, riguardo a questo laboratorio avrei tante cose da dire, in effetti. È partito tanti anni fa, diceva 6 anni quasi, sì, nel lontano 19 marzo del 2015. Fui coinvolta a suo tempo dalla dottoressa Manconi, Elena Manconi, che era un medico del nostro servizio, che ringrazio per il supporto che ci ha dato tutti questi anni e anche per avermi coinvolto a suo tempo in questo progetto. Era un progetto che era rivolto sia a tutta la popolazione e che riguardava proprio un laboratorio di scrittura legato alla riscoperta, diciamo così, della capacità della scrittura, all'avvicinarsi, l'avvicinamento alla scrittura, rivolti a tutti, in particolare a buona parte dei nostri utenti, perché comunque era un laboratorio a cui sentivamo molto importanza. Che capacità si abbiamo messo in gioco? Diciamo che all'interno di questo laboratorio quello che ha funzionato moltissimo è il contesto che abbiamo creato, soprattutto un contesto di gruppo, dove il gruppo è assolutamente risorsa l'uno per gli altri e dove viene soprattutto tutelata e viene valorizzata la diversità, ma non la diversità in quanto portatori di patologia, perché questo laboratorio, dicevamo prima, è aperto a tutti, ma la diversità in quanto l'unicità, l'autenticità di ciascuna delle persone, perché la mia visione, ovviamente la scrittura ci aiuta a guardare, insomma, ad avere una diversa visione del mondo. Ciascuno di noi ha la sua, è altrettanto valida la mia quanto la sua, la tua, chiunque altro. E quindi questo, ecco, nel laboratorio ne abbiamo fatto soprattutto questo. Abbiamo lavorato per l'autostima di ciascuno dei componenti, perché molte persone sono arrivate da noi, la maggior parte, non soltanto le persone che erano seguite dal nostro servizio, ma in generale tutti si sono approcciati al nostro laboratorio con un attimo di differenza, pensando che mi chiederanno la prestazione, mi chiederanno di dover essere bravo, di dover dare di più. E quindi noi da subito abbiamo riso su questa cosa, perché per noi non esiste una persona più brava o meno brava, ognuno è se stesso, ognuno porta la sua personale idea della sua quotidianità, il suo vissuto, la sua vita, e questo è risorsa per gli altri e ciascuna storia di risorsa, ciascuno è risorsa per gli altri e gli altri sono risorsa per noi. Quindi questo è un po' quello che noi abbiamo utilizzato. Io sono lì certo per aiutare il gruppo a rendersi più coeso, sicuramente per osservare e gestire le dinamiche, che negli anni ormai i ragazzi si sono un po' consolidati, sanno bene, hanno capito come funziona, capiscono subito come funziona, quindi l'ascolto, la correttezza, la gentilezza, come dice Ursula, fanno parte del nostro laboratorio, ci viene spontaneo, quindi da subito le persone quando arrivano si sentono immediatamente accolte. Io dico sempre, mi fa sorridere, infatti mi emoziono ogni volta a vedere come le persone immediatamente si ridimensionano. Arrivano lì con la diffidenza e già il secondo giorno si stanno rilassando e stanno pensando, ma qui posso essere me stesso perché verrò accolto, verrò ascoltato e soprattutto sarà data importanza al mio lavoro.
Quindi inizialmente c'è anche questo aspetto di, diciamo così, di sorpresa. Qualcuno di loro si sorprende del fatto che gli altri trovino importante ciò che dicono e che trovino soprattutto importante e bello e da aiutare. Quindi questo è forse la magia, diciamo così, che si crea, per cui le persone si innamorano, io dico così sempre ogni volta, che si innamorano del laboratorio e poi vogliono tornare negli anni. E quindi è veramente una bellissima magia che Sabina ovviamente contribuisce buona parte a creare, ma che tutti quanti il gruppo lavoriamo perché questo contesto sia terapeutico. Quindi la terapeuticità è questa, diciamo così, del nostro laboratorio, è quella dove ciascuno si sente unico, si sente diverso, ma diverso e di valore. Quindi la diversità per noi è un valore e diventa valore per tutti. Quindi le persone quando escono da lì si sentono più sicure e soprattutto non meno paura, io spero, di mostrare ciò che sono, perché ciò che sono ha un grosso valore. Quindi soprattutto questo libro ci ha dato modo di farlo vedere a tutti e comunque ci ha mostrato loro come questo valore, insomma, è importante e soprattutto vogliamo che sia apprezzato da tutti e che sia visto un po' all'esterno. Credo che non ci saranno dubbi, sarà sicuramente apprezzato e comunque veramente il tema dominante è stato siamo noi stessi, siamo finalmente non è cosa da poco, essere se stessi credo che sia la cosa più importante. E hanno dimostrato non soltanto di essere se stessi, di essere tutti diversi, ma di essere davvero bravi. E d'altra parte con un insegnante, con me Savina non sarebbe stato possibile altrimenti, perché Savina conosce il potere delle parole, conosce la loro magia, conosce le parole che salvano, che curano, e conosce anche le parole del silenzio e soprattutto conosce bene anche lei la fragilità perché nei suoi libri l'ha declinata sempre in modo diverso, in tutte le sue forme. Abbiamo figure indimenticabili, dall'ultima Notturno alla penultima Elsa, sino alla follia deliziosa di Maddalenina. Ecco, c'è una frase che mi ricordo mi aveva colpito, non tua, le tue sono tantissime quelle che mi hanno colpito, ma in questo momento voglio citare uno psichiatra, Eugenio Borgna, il quale diceva che non c'è possibilità di accoglienza, di ascolto del dicibile e dell'indicibile che possa prescindere dalla letteratura, dalla poesia, dalla filosofia. Mi sembra che i vostri, perché non posso dire soltanto il tuo, i vostri seminari abbiano puntato proprio su questo, sulle capacità della letteratura e della poesia in generale di affiancare e di potenziare l'attenzione e anche l'emozione, perché bisogna anche emozionarsi di fronte alle emozioni altrui, bisogna ritrovare le proprie prima di riuscire ad accogliere quelle degli altri. Che cosa risponderesti a Eugenio Borgna alla luce di queste tue esperienze che durano nel tempo, sono esperienze che vanno. Ciao Anna Maria Capraro, ciao Fabiola, ciao Marcello, ciao Antonello, ma soprattutto ciao. Io non rispondo alle domande di solito, rispondo poi, dico quello che un po' che mi viene. Ciao ai ragazzi che oggi dovevano essere qua con noi, che non vedano questa sera come un'ennesima esclusione. Questa è un'emergenza. Noi abbiamo deciso di fare questa anteprima dell'antologia. Voi siete qua e con loro e con noi siete qua, questo vi sia chiaro. Voi sapete anche che sono molto severa, che vi taglio le mani su certi sbagli, che vi taglio le mani quando arrivate qui e dite non ce la farò mai, non ce la posso fare, e allora io sono severa, ma immaginate quella severità di tenerezza e di abbraccio per loro. Io vorrei dire una cosa, forse adesso in questo momento io mi sento lo spazio bianco tra una riga e l'altra del lavoro dei miei ragazzi, delle mie ragazze,
che adesso ci stanno guardando, sono sempre la stessa, un po' triste, sono sempre la stessa però, caparbia come lo siete stati voi nello sfidarvi in tutti questi anni. E per questa soddisfazione di una pubblicazione di antologia, allora, sia chiaro, non montiamoci la testa, la scrittura è fatica, però ci sappiamo anche accontentare di fare tante cose. Il non lo so fare non è per me accettabile. Il pensare anche non ci rivedremo, non proseguiremo a stare insieme è attualmente per me inaccettabile. Io non sono un insegnante di scrittura. E anche quando vengo chiamata docente, io non sono una docente, non sono un insegnante di scrittura. Szymborska diceva, la scrittura non si può insegnare, però se ne può parlare. Ecco, questo io ho portato quella maniera che tanti scrittori e tante persone nel quotidiano sono un po' incapaci ad applicare, e cioè gli occhi, e cioè lo sguardo. Un posacenere non è solo un posacenere, io dicevo ai ragazzi, una sedia non è solo una sedia, chi ci si è seduto, chi ha sofferto in quella sedia, chi ha gioito in quella sedia, chi su quella sedia ha fatto l'amore. Ecco, questo sguardo per me è fondamentale per chi si approccia alla scrittura. Ecco, io ho chiacchierato con loro hanno chiacchierato tra di loro e con me, abbiamo riso a crepapelle, ci siamo presi in giro, sempre, ogni lezione noi ci siamo presi in giro, però abbiamo imparato tutti insieme, non io di fronte a loro, io con loro, a tenere le spalle dritte, a sollevare la testa quando camminiamo per strada e a non guardarci i piedi. E se anche quando noi camminiamo nessuno ci guarda, noi sappiamo guardare. Vorrei tornare a essere un po' lo spazio tra le righe, va bene? Un pochino. Che dire, questo è una frase, mi viene in mente una frase fatta, ma l'amore è alla base di tutto, l'amore e l'empatia sono alla base di tutto. E credo che il tempo sia... no, abbiamo ancora qualche minuto e quindi effettivamente i ragazzi in questo momento dovrebbero essere qui, ma è vero che sono tutti qui. Sono tutti qui e ci parlano attraverso le due amiche, Fabiola e Savina, che io ho chiamato un po' burocraticamente operatrice, educatrice, insegnante, però in effetti sono semplicemente due persone che sanno ascoltare, che sanno accogliere e che sanno prendersi cura. Adesso l'antologia inizierà il suo viaggio, leggetela e scoprirete, sdraiati forse su un divano, che ci sono per il corpo 1000 possibilità di stare su un divano. Io ne ho imparata una nuova proprio da questo libro. Ho detto che non avrei utilizzato citazioni, però la devo fare perché mi serve per quello che ho bisogno di dire adesso, perché scoprirete che su un divano il corpo non soltanto si può abbandonare, si può rilassare, ma può anche sconfinare. E voi sconfinerete con questo libro. E questa è è l'unica citazione che mi sono permessa. In ogni caso, se e quando vorrete comprare l'antologia, vi ricordo che si trova presso la libreria Mondadori di Oristano. Io so che il numero di copie non è eccessivo, ma ci sarà la possibilità di ordinarne ancora, perché immagino che veramente andranno a ruba, ma vi dico che meritano assolutamente di essere lette. E a questo punto vorrei sapere se c'è qualcos'altro che Fabiola o Savina intendono
dire ai ragazzi anche, ai ragazzi che sono presenti ma che purtroppo non possono essere qui. Vorrei solo dire una cosa, soprattutto ai ragazzi, ma anche a questa città di Oristano. Noi stiamo proseguendo a lavorare. In maniere alternative ci studieremo le forme. Abbiamo già iniziato e puntiamo sulle fiabe di Andersen, nel senso che le leggiamo, dopodiché il lavoro degli allievi sarà quello di scardinare, di mischiare, di sconvolgere anche Andersen. L'hanno già fatto nello scorso laboratorio, hanno sconvolto i più grandi poeti del mondo, dei quali loro hanno conosciuto anche le biografie, scoprendo, e questo era un rischio che io correvo portando queste cose, che la maggior parte dei più grandi poeti e scrittori del mondo viveva un disagio mentale. E da quel disagio mentale però sono nati dei capolavori, quindi il laboratorio, il gruppo, tutti insieme, dopo anche lo stupore, anche dopo il pensare alla propria sofferenza, hanno detto quindi anche io posso. E allora su questa strada loro si sono incamminati. Io ho detto ci sono 1000 strade, quanto 1000 siete voi. Io avrò la mia, voi avrete la vostra. Andate. E sono andati liberamente. Questo non è insegnare, questo è parlare da persona a persona. Io ho finito e vi ringrazio. Mi sembra dunque che la poesia e la letteratura siano una cura omeopatica, in effetti, un distillato omeopatico, perché partono sul presupposto dell'uguale. La mia sofferenza, la tua sofferenza. Ottimo il richiamo, ottimo il lavoro sulle favole, perché le favole dicono della vita tutta la crudeltà e non soltanto la bellezza, ma anche la crudeltà. Si dice favola, ma in realtà sono epifanie della realtà tutte le favole, e quindi immagino che sarà un laboratorio particolarmente importante e come al solito sarà un osservatorio. Ci stanno aspettando, quindi adesso Fabiola e io troveremo le maniere, perché non tutti gli allievi hanno una tecnologia da poter fare a distanza, no? Come le scuole, e quindi noi dovremo studiare delle maniere anche non lo so, di adesso comunicazione ci alternativa. penseremo, però loro sono io so che sono disorientati, e lo sono anch'io e anche Fabiola. Lo siamo tutti. Però è necessario non abbassare la guardia, trovare modi alternativi per comunicare, per far sentire. Ma l'alternativa è che tutti quanti noi, al di fuori dei nostri laboratori, dovremo adesso imparare alternative per sopravvivere, per non perdere la dignità, per non perdere, nel nostro caso specifico, ciò che abbiamo imparato, acquisito. Questi sono i fatti. E allora o affondiamo o impariamo a nuotare nella maniera che ci verrà in mente. Noi credo che anche tramite il Centro Servizi Culturali inventeremo un po' di cosette. Ci riusciremo perché sempre si riesce. Dicevo prima a telecamere chiuse che questa atmosfera assomiglia sempre più a quella evocata da Orwell nel famoso 1984. In realtà anche quell'esperienza allucinante però il libro la dà come conclusa, visto che la si racconta a posteriori, e quindi forse un giorno racconteremo l'età del Covid e spiegheremo come ce l'abbiamo fatta, perché ce la dobbiamo assolutamente fare. E con questo augurio per tutti io chiudo l'evento di stasera. Ringrazio ancora una volta il centro Marina Pala, mi piace ricordarlo perché Marina è sempre con noi, e vi auguro una buona serata e
e una buona vita comunque.